benvenuto Mecna a WH e a Radio Popolare. Ciao a tutti, salve. Ciao. Ciao. È qui in carne ed ossa, questo l'abbiamo dimostrato intanto. Esatto. Sono una persona fisica. Esatto, come detto prima. esatto. Allora, visto che è la prima volta che sei nostro ospite, noi ancora non ti conosciamo di fatto, i nostri ascoltatori ancora non ti conoscono come ti vuole conoscere WH, quindi dobbiamo partire assolutamente con delle domande che sono fondamentali. Ecco, la prima è sempre questa, è il tuo piatto preferito? Ah, perfetto. Lasagna al pesto, perché Buono. le so fare e mi escono bene. Davvero grande? Sì, Aspettiamo sì, un sì. invito allora. Ok. Quindi qual è il tuo hobby? Ma il mio hobby più forte probabilmente è anche il mio secondo lavoro, che è la grafica. Pensavo le lasagne. L'arte, diciamo, più che grafica, perché mi lascio abbastanza ispirare, quindi la grafica. Cosa sognavi di fare da grande, quando eri piccolo? Ero spaventato perché non lo so. Cioè, Non non sai l'ho ancora mai adesso, saputo, non l'ho mai saputo. No, era un problema per me. Fino al quinto liceo ero totalmente... vedevo buio davanti a me. Perché avevo degli stimoli, ma non riuscivo a farli combaciare in qualcosa. Poi a un certo punto ho avuto l'illuminazione della grafica, che si poteva studiare, eccetera. E mi sono reso conto che in realtà la stavo iniziando a fare con metodi Senza neanche accorgerti. assurdi. Sì, sostanzialmente. esatto. E quindi ho detto, ah beh, da paura, mi sono rilassato. Però non ho mai avuto un sogno, non so, di fare chissà cosa. E invece una città dove ti piacerebbe vivere? Londra. Perché? Sì, Cioè, nel senso- perché non lo so, perché Perché è figa. sì, mi piace. Ci sono stato spesso quando ero piccolo, ci torno spesso e volentieri. Poi, non so, mi piace la moquette, l'odore della moquette. Cosa che io odio, ad esempio. Sì, no, ma la odio anch'io, però è uno status, non so come L'odore dire. della moquette, anche dei cappelli delle guardie inglesi. Esatto. Qual è una cosa, un oggetto di cui non puoi fare a meno? Bah, sicuramente, vabbè, è banale, ma l'iPod, perché quando mi sposto, cammino, ho bisogno di ascoltare musica. Anche perché lavorando, avendo insomma un po' di cose da fare, ultimamente soprattutto la sto sentendo questa cosa, che ho bisogno di ascoltare Di musica. ricaricarti. Prima ne ascoltavo un po' di più e ho bisogno. Perché poi nelle cuffie è proprio un'altra cosa, capito? Certo. Quali sono le tue passioni, al di là degli hobby, proprio c'è tipo cinema, lettura, piuttosto che... Ah, ok, sì, beh, mi piace, ripeto, non ho molto tempo, però non sono uno che legge tanto, questo è un problema, però purtroppo non ho tempo e ammetto che la sera, piuttosto che leggere un libro, mi è più facile guardare magari un film. E ce n'è uno che consigli in particolare? Che... Un film, ma l'ho detto altre volte, però mi ha colpito particolarmente Fargo dei Coen, e anche un altro film un po' più recente che è Brothers con Tobey Maguire, un film abbastanza così X, però è figo, ha degli spunti molto realistici. E vabbè, poi puntate, ovviamente sono un fan di Breaking Bad e cose così. Insomma, è il nuovo cinema, un po'. Invece, 3 cose da fare prima di morire? Cavolo. Innamorarsi, perché sento gente che non lo fa, che non si riesce a innamorare. E ascoltare, non lo so, una canzone che sappia muovere delle corde che altri pezzi non muovono, e morire, perché sennò non sì. muori. Se no vai avanti per sempre. Jolly. Esatto. Fantastica, vedi Esatto, come te la vedi sei giocata oltre. bene. Cazzo, troppo avanti. Invece, come inizia il tuo rapporto con la musica fatta, in qualche modo? Quando è che hai iniziato proprio a fare musica e come? Credo di aver iniziato intorno al 2000-2001. Era il secondo anno di liceo e iniziai a coordinare con i miei amici, che poi sono diventati i miei compagni di gruppo Microphone Killers, che sono Nasti e Lustro. E eravamo così al liceo, ci siamo visti con i pantaloni larghi, ci siamo avvicinati, proprio così, perché poi a Foggia, capito, insomma, è tutto un po' più chiuso e piccolo, quindi quelle poche persone le individui. Sì. Ci siamo individuati, riconosce. ci siamo individuati, abbiamo iniziato a parlare, abbiamo iniziato a condividere un po' di idee, abbiamo iniziato a scrivere, a rappare su basi che non mi sto neanche a dire. Le però pentole ecco, di casa. proprio sì, abbiamo iniziato in questa maniera. E quali sono invece gli artisti che ti hanno avvicinato all'hip hop? Cioè, cosa ascoltavi tu all'inizio, prima di iniziare tu? No, beh, Eminem mi ha dato una grossa scossa, nel senso che
guardavo un po' di TV, mi ricordo quando MTV era su Rete A, io a volte lo guardavo e beccai The Real Slim Shady che mi riportò a reminiscenze di My Name Is, quindi unì le cose e dissi cavolo, questa roba è figa, e da lì comprai il disco, ascoltai Dr. Dre, quindi poi il disco di Dr. Dre, da lì tutti i featuring, insomma mi sono un attimo iniziato ad informare e poi è arrivato il momento di ascoltare poi l'hip hop italiano e da lì ecco ho iniziato poi a farlo. Qual è una cosa che è rimasta costante nella tua maniera di fare musica, di scrivere, e invece una cosa che è cambiata nel tempo, negli anni? Credo che la cosa che sia cambiata è un po' inconsapevole, nel senso è l'esperienza nello scrivere, quindi nel fatto di non andare neanche a scrivere delle cose che poi sai che magari scarterai. Ecco, noto che ultimamente quando scrivo scarto sempre di meno. Prima ovviamente quando uno inizia molte cose le cancella eccetera, io sono uno che cancella abbastanza poco, quindi c'è abbastanza un automatismo nella mia testa, credo, nello scrivere delle cose che vanno bene al 90% dei casi, alla prima, diciamo, buona alla prima. Ecco, Bene, veniamo al disco, no? Esatto. Tu hai un disco uscito da poco che stai andando a presentare, quindi insomma è giusto dargli spazio. Disco inverno. Perché disco inverno? Bella domanda. Perché sono uno che ama l'inverno. No, nel senso che sì, penso di avere questa piccola differenza rispetto ad alcune persone. Ad E io esempio seriamente, ma seriamente non è una cosa che ho inventato per creare un personaggio, ma veramente sono felice quando mi sveglio e fuori è buio, magari sta piovendo, non lo so, sono felice. Ci mette nel... proprio... Sì, probabilmente perché sono un vampiro. Sì, probabilmente sì. E cosa c'è dietro a disco inverno? Come quando nasce l'idea? Perché, insomma, i mesi di lavorazione? Guarda, credo non ci sia una vera e propria idea, nel senso che tutti i pezzi sono dei pezzi che insieme formano un mood, però in realtà presi singolarmente hanno tutti un senso, nel senso che ho scritto i pezzi in vari momenti della mia vita, vabbè, c'è stato più che altro un annetto di incubazione del disco, quindi però ogni pezzo ha qualcosa di me, ha qualcosa di un'esperienza che ho vissuto, quindi mi sono trovato poi ad avere un po' di pezzi e a dire ok, adesso questi qui li inserirò in un disco, ne faccio altri e li inserisco, quindi non è partito con l'idea ok, faccio il disco, inizio a racimolare i beat eccetera, è venuto tutto abbastanza con tranquillità, con disinvoltura e il risultato insomma mi ha soddisfatto appieno, perché ci sono dei pezzi che veramente sento molto miei e anche dal vivo è una figata riproporli. E infatti poi la domanda era anche un po' questa: qual è il tuo rapporto con i live e come vedi il rapporto col pubblico durante i live? In queste settimane sto praticamente girando un po' l'Italia nei weekend quando mi è possibile, portando appunto una specie di uno show insieme a DJ Dust in cui proponiamo pezzi del disco ma anche pezzi più vecchi. Il live è una di quelle cose che non ho mai fatto troppo, nel senso che un po' per scelta mia, un po' per scelta di altri non ho mai girato troppo. Questa è la prima volta che mi trovo veramente a fare un, apriamo virgolette, tour, sì. E quindi ed è una figata perché la gente è fuori e mi vuole bene e si vede che mi conosce perché ascolta un sacco i miei pezzi, quindi ascolta i miei pensieri, quindi ci conosciamo. Io non conosco loro, ma loro conoscono me, ma insomma in qualche modo ci si capisce, vuol dire che ci si è capiti. C'è una bella atmosfera. E poi tra l'altro hai avuto l'occasione di calcare anche dei palchi che ti offrivano dei pubblici non indifferenti, il più recente, l'Assago Forum, insomma un pubblico abbastanza consistente. Sì, Qual sì. è la cosa che pensi quando ti trovi con così tanta gente davanti? E paradossalmente quando c'è tanta gente è molto più facile salire sul palco,
perché non li vedi in faccia, perché magari li hai più lontani e quindi ci sei tu solamente, ci sei quasi solamente tu, mentre quando c'è poca gente li guardi in faccia e senti magari i silenzi eccetera, quindi è molto più difficile paradossalmente. Bene, e a proposito di questo, ultima domanda sui live, c'è un live che hai visto che ricordi in maniera particolare? Cavolo, è qui. È qui. No, allora ti dico, io sono uno che gira abbastanza per i live, ma gira nel senso che se ne va proprio dall'Italia. Sono stato a Bruxelles a vedere Drake, sono andato a Parigi Quindi a vedere... ne hai. Ma la pazzia più assurda è sono andato in Canada a vedere Frank Ocean. Ma sei andato in Canada solo per vedere Frank Ocean? Diciamo che è stato diciamo che volevo andare dall'altra parte del mondo, però in Canada probabilmente non ci sarei andato se non perché c'era quella cosa. E non vi dico com'è stato perché... immagino. Poi c'è anche un punto nel disco in cui dici che avresti fatto questa cosa, no? Sì, esatto. E l'ho fatta. Grandissimo. Prendo un attimo per le cose che arrivano da casa. Intanto ti saluta Riccardo con un bel grande Mecna. Bella. Jason invece scrive: vabbè, sono Jason da Udine, credo che Mecna sia uno dei più promettenti rapper italiani. Il disco è stupendo, ma volevo chiedergli dove trovi l'ispirazione che ti porta a scrivere? Vabbè, innanzitutto grazie per il disco stupendo. L'ispirazione la trovo dalle mie esperienze, cioè molte volte mi trovo ad avere esigenza di scrivere perché magari sto in un particolare stato d'animo e quindi ho bisogno di sfogarmi. Altre volte invece magari ascolto un beat e ho voglia di creare qualcosa lì, quindi è un po' random diciamo l'ispirazione, però parte comunque da un'esigenza personale. Come scrivevi a scuola? I classici, non so, temi o racconti alla maestra? Dimostravi già delle... Insomma, in una rima forte e propensione in oppure barra. è una cosa che è venuta al di fuori da No, comunque non so se ero bravo, nel senso non so se ero veramente troppo bravo a scrivere i temi, però io mi gasavo abbastanza quando li scrivevo e pensavo di aver scritto... Di averci. Sì, esatto. E, mi ricordo in particolar modo il tema dell'esame finale. Non so di cosa parlava, ma era una figata. Avevi Grandissimo. spaccato. Sì. Seguo velocemente i messaggi arrivati. Anna ti manda un grande big up dalla Puglia, disco a ripetizione sull'iPod. E poi ci arriva un messaggio da Silvia, un SMS che scrive: sei sincero e bravo, pensa che conosco amici che in Canada ci vanno solo per pescare e punto. Ecco. E non sanno cosa si perdono. Sì, no, infatti, tra l'altro voglio dire, anche perché più vicino ci sono altri fiumi, c'è il Ticino, c'è il mare, voglio dire, siamo in Italia, volendo, no, fino Esatto. in Canada, vabbè, c'è il salmone. Ma ci sono i pesci buoni. Sì. Va bene, basta parlare di pesci. Torniamo a noi. E a Disco Inverno. Qual è la tua traccia preferita del disco? Guarda, si combattono, non sono qui, è fatto così. Sono due pezzi diversi. Uno è molto introspettivo e per quello mi piace perché ho colto nel segno, ho preso dei momenti della mia vita che avevo, sono riuscito a spiegarli per bene, e fatto così ha una magia strana, nel senso che ogni volta la riascolto scopro delle cose che sono vere, sono sempre diverse, è strano. Cosa ti permette il rap nell'esprimerti rispetto ad altri generi musicali? Perché hai scelto il rap? Ma cavolo, lo sai che non te lo so dire, cioè è come dire... perché ti piacciono le donne o perché ti piacciono gli uomini, è una cosa che mi è capitata e mi ci trovo bene, ma non è per forza l'unica cosa che dovrò fare. Mi piace anche cantare come si sente dal disco, insomma, quindi non nego che potrebbe succedere qualsiasi cosa, insomma. Invece abbiamo già visto due video, no, del disco. Hai in programma di farne uscire altri a breve? Vabbè, questo rimane un po' top secret, però sì, sicuramente uscirà qualcos'altro, certamente. E invece per quanto riguarda le grafiche, sappiamo che le curi... Sono bravissimo. Le curi tu, sei bravissimo, assolutamente. Volevi addirittura far uscire il merchandising, ci dicevi, in sì. fuori onda, no? Gli ombrelli. Sarebbe stato figo, però poi
la realtà a volte ti frena un attimo. Facciamo una domanda agli ascoltatori, che se ci fosse un merchandising by Mecna, che cosa vorreste? Magari nasce Perché poi io ho avuto un'idea della Madonna che ora riferisco in onda, gli ombrelli con in fondo sulle puntine dei LED. Cosa ne pensate? Sono un tamarro schifoso, indegno? Grazie, magari evitate di rispondere. Tra l'altro Silvia ci scrive che ha amici con pochi soldi e una passione che sono i salmoni. Questo per precisare il fatto che vanno in Canada, questo andava detto. Come vedi la scena hip hop italiana oggi? Attualmente direi che è forte, nel senso che magari qualche anno fa c'era solo una campana, adesso ha più spazio anche altro rap come può essere il mio. C'è Salmo, ci sono i Dogo, insomma c'è tutto, e questa cosa è figa perché almeno il pubblico può scegliere ed ha il metro di paragone dell'avere tutto a disposizione. Poi, c'è una cosa che secondo te ancora manca? Ma attualmente non lo so, credo di no, nel senso che per quanto conosco io il rap in Italia, come è stato fatto e come lo si sta facendo, credo che più o meno in questo momento c'è voce per tutti. Poi magari domani esce un disco assurdo, totalmente diverso e mi ricrederò, però per adesso credo che ci siamo un po' tutti, insomma. C'è Lorenzo che ti chiede come hai vissuto il momento in cui hai realizzato di dover andare via dalla tua città per realizzare ciò che volevi, il momento in cui hai dovuto preparare i bagagli a mano. È stato da un lato duro, dall'altro è stato bello perché comunque andavo verso un'esperienza nuova. Poi in realtà tra i miei amici un po' più grandi, mia sorella stessa, era quasi una cosa obbligatoria, cioè nel senso era usanza andare fuori per l'università, lo è tuttora in realtà, e quindi ero abbastanza sicuro già da prima, anche non sapendo cosa andavo a fare, però sapevo che sarei andato via. È stato bello comunque perché poi io sono andato a Roma, che comunque dista solamente 3 ore da Foggia, quindi tornavo abbastanza spesso. Ora è diverso, però, sì. però è anche bello adesso perché comunque tornare nella propria città dopo tanto tempo te la fa proprio godere. Chiaramente. Marco invece ci ricorda di quando ha iniziato ad ascoltarti 3 anni fa e ti chiede com'è che le cose sono cambiate in questo modo, com'è che ora ti conosce molta più gente. È Sei capitato. un figo. SMC Italia. Bisognava dire. Grande. No, beh, dai, diciamo che un po' è merito mio, nel senso che ho fatto un percorso abbastanza lineare, non ho mai strafatto, non ho mai fatto cose magari che potessero distogliere l'attenzione, quindi il mio percorso mi ha portato poi a fare questo disco con cui probabilmente un po' di gente ora mi sta scoprendo, diciamo, quindi. Domanda secca della Cons? Eh sì, perché il tempo stringe. Una collaborazione da sogno, spara alto, anche a livello internazionale. Guarda, sparerei altissimo, ma ti dico che ho una strana sensazione nei pezzi con il rap in italiano e il ritornello in inglese, se no avrei scelto Frank Ocean. Però quindi ti dico un beatmaker tipo Exile o... Sì, Exile. Ok, Exile, perfetto. Da casa intanto arrivano delle idee per il merchandising, propongono sottobicchieri stuzzicadenti, griffati Figo. Mecna, e dicono che l'ombrello spicca meglio di quello dei cinesi. Tra l'altro certo. il fuori onda svela che gli ombrelli in copertina del disco sono dei cinesi, signori, sì. sono dei cinesi. Sì. La domanda con cui purtroppo chiudiamo un po' appunto lo spazio dedicato all'ospite è sempre questa: cosa ascolti quando non ascolti pop e perché? La traccia che hai scelto stasera è di Robbie Williams. E no, qual allora, è anche? Ok. Allora, spiego brevemente. Mi avete fatto questa domanda e io ho risposto con grande sincerità, nel senso che se non è hip hop è pop per me in questo momento. Quindi dire Bon Iver, Frank Ocean erano tutte risposte obbligate da parte mia, però comunque secondo me hanno delle connessioni strette e palesi con l'hip hop, quindi ho cercato di
immaginarmi uno dei pezzi che magari quando ero più piccolo ascoltavo, mi è capitato di ascoltare, ed era Sexed Up di Robbie Williams. È una bomba. E quindi andiamo ad ascoltare.